Una tavola dei record che fa ben sperare per il futuro del comparto lattiero-caseario veneto, un territorio unico al mondo dove l'80% del latte prodotto viene trasformato in formaggi di qualità. E a Caseos Veneti trovano la loro migliore vetrina, spettacolare quest'anno, tra le sale, le gallerie e le antiche cantine di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, una delle più belle e grandi ville venete con i suoi maestosi 180 metri di lunghezza. La manifestazione, tutta dedicata ai produttori di formaggio veneti e alle loro produzioni di eccellenza, mette in competizione malghe, consorzi, aziende agricole, casari e anche i grandi produttori che già operano a livello internazionale, che si confrontano a colpi di forme di formaggio per eleggere il migliore assoluto. Una squadra guidata da Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo, e affiancata dalle magnifiche sette, ovvero le DOP Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, Monteveronese, Piave, Provolone Valpadana e Mozzarella STG. Al suo 11° compleanno si deve proprio a questa manifestazione la crescita della consapevolezza diffusa anche tra i produttori dell'importanza di tutelare la qualità già eccellente dei formaggi veneti, preservando, oltre ai formaggi più diffusi, anche tutte quelle produzioni di nicchia che raccontano la storia e le tradizioni dei diversi territori. Penso che questa infilata dia una dimensione di che cos'è la produzione di qualità del Veneto e la grande qualità, la quantità di prodotto, ma soprattutto anche la sicurezza alimentare. Qui c'è identità, c'è storia del nostro Veneto. Penso che abbiamo le carte in regola per essere titolati a candidarci come il salotto buono del formaggio a livello internazionale. Quindi Caseos Veneti deve diventare Caseos Veneti World, quindi mondo, e confrontarsi con le migliori produzioni nazionali e internazionali. Ma credo che ormai nel DNA dei nostri trasformatori ci sia proprio dentro la voglia di concorso, la voglia di mettersi in mostra, la voglia di presentare la loro qualità, la voglia di vincere alla fine, perché tutti quanti partecipano e ci restano male se non vincono. Abbiamo visto anche oggi qualche defezione alla fine c'è, perché non tutti possono sempre arrivare primi, però se non è quest'anno l'anno prossimo, perché tutti comunque ricercano la qualità, ricercano la sicurezza, ricercano quella voglia di sana competizione che effettivamente ha portato il Veneto ad avere i migliori formaggi al mondo. La sfida che ha lanciato è una sfida interessante, è una sfida che noi raccogliamo con molto piacere e ci impegniamo a portare avanti questa proposta che potrebbe portare a Villa Contarini nel nord-est dell'Italia, quindi oltre alle eccellenze venete e italiane anche quelle internazionali. Sarebbe importante per un confronto anche con le altre produzioni. Tra i quasi 380 formaggi in gara e i 77 produttori di questo Caseos dei record con quasi 30.000 presenze, sono state selezionate circa 37 medaglie d'oro nelle diverse categorie. Impossibile elencarle tutte, dai formaggi freschi, freschissimi o a pasta filata, a quelli stagionati fino agli arborinati e speziati, passando per quelli stagionati in grotta o in cera d'api, affinati nelle vinacce, in crosta lavata o fiorita, per non parlare del morlacco e bastardo del grappa. Una passerella travolgente di forme e sapori, tra cui la giuria tecnica ha avuto l'arduo compito di eleggere un vincitore assoluto. E a sorpresa, a vincere è stata una piccola ma saporitissima produzione fresca di malga, un giovane latteria, Malga Mariek, fatto con il latte delle vacche al pascolo a Monte Cesen, sopra Treviso, a testimonianza del grande valore di questa professione anche per la tutela ambientale dei nostri territori. Queste sono tradizioni che hanno portato avanti le generazioni prima della nostra e noi abbiamo il dovere di continuare a promuoverle, abbiamo il dovere di continuare a produrle, proprio per dare la risposta a un territorio che in questo momento è molto in crisi. Sappiamo benissimo quali sono le condizioni delle aziende agricole. Se noi non riusciamo nella competizione mondiale a dare un valore aggiunto superiore alle nostre produzioni, le nostre aziende purtroppo moriranno. 43.000 erano 20 anni fa, solo 3.000 sono rimasti adesso, 3.200 sono rimasti adesso. Non vogliamo che chiudano tutte. Un gusto capace di raccontare tutta la fatica dell'umile lavoro del casaro, sentinella ambientale e primo ambasciatore delle bellezze e delle eccellenze turistiche ed enogastronomiche venete. Qui mostriamo le nostre eccellenze delle nostre 8 DOP dei formaggi veneti. Dietro a questi formaggi ci sono 3.400 allevatori che producono
1.200.000 tonnellate anno di latte e l'80% viene trasformato in questi formaggi. I nostri produttori, i nostri malghesi nei pascoli sono sentinelle nel territorio, mantengono il nostro ambiente pulito e naturalmente presidiato, e naturalmente di quei veneti comprate i nostri formaggi, bevete il nostro latte che fa bene, è sano, è controllato, certificato, e quindi sicuramente anche dà una qualità della vita maggiore ai nostri figli. E a Caseus Veneti non è mancato lo spazio alla solidarietà, con 2 iniziative a favore di un'associazione dedicata all'autismo e alla Città della Speranza. Quest'anno sono testimone della Fondazione Italiana Autismo con il Ministero dell'Istruzione, per cui grazie davvero a Caseus Veneti. Grazie, perché su questa strada spesso è l'impegno sociale e civile che fa qualcosa, i soldi mancano sempre. Esatto, purtroppo i fondi per i progetti di ricerca mancano i fondi per l'assistenza alle famiglie e ai soggetti disabili, manca anche attenzione a livello istituzionale ancora su alcuni temi, anche se qualche passo avanti sull'autismo è stato fatto con la legge, però è una legge senza soldi, è una legge a metà.